Stiamo cercando anche con l'arma territoriale nostra e anche con le altre forze di polizia, sono state allertate appunto per la ricerca di questo soggetto. Procede per cerchi concentrici la caccia ad Alex Lucchesi, il 52enne che lunedì mattina in centro a Chiarano ha colpito con un'arma da fuoco il genero Gregory Malacarne, di 29 anni e residente a Susegana, tuttora ricoverato in area chirurgica al Cafoncello. Subito dopo l'aggressione e la fuga, l'uomo di origini sinti avrebbe incontrato in un'area isolata il figlio 36enne Donovan Locato e la fidanzata di quest'ultimo, la pordenonese Deborah Polato, 52 anni, e proprio dal figlio Lucchesi si sarebbe fatto accompagnare fino in stazione a San Donà di Piave. Qui avrebbe preso un treno per Mestre. Quello che sembra dalle prime ricostruzioni che abbiamo fatto, però da lì poi potrebbe essere andato in varie zone, per cui stiamo cercando di capire qual è l'area dove potrebbe trovarsi e quindi concentrare eventualmente le ricerche in quell'area. Potrebbe essere nascosto da parenti o sodali lucchesi, forte anche di una rete criminale coltivata negli anni, numerosi precedenti per furti e rapine. Può quindi il 52enne, residente a Chiarano in una casa Ater, essere definito un soggetto pericoloso? È un soggetto che ha sparato, in questo momento chiaramente sempre presunzione di innocenza, però è un soggetto che ha sparato a un altro, pertanto ancorché non armato, perché comunque ripeto la pistola è stata recuperata, è un soggetto sul quale sicuramente dobbiamo fare attenzione. Pistola, una Glock già ritrovata lunedì sera in zona Cessalto nell'auto della fidanzata del figlio di Lucchesi, incensurata ma attualmente in arresto per porto abusivo d'arma. Su Glock e bossoli i rilievi del RIS di Parma. Quanto al motivo dell'agguato restano dei punti interrogativi. Il movente potrebbe essere, come riferiscono anche i familiari, uno screzio che c'è stato nei giorni precedenti, ma su questa natura dello screzio dobbiamo ancora fare degli approfondimenti perché non è ancora chiaro da cosa derivi questo litigio che poi ha provocato questa reazione.